Salut Lombardia. L'etnonazionalismo o nazionalismo etnico può anche essere identificato come etnonazionalismo völkisch e dunque lo stesso nazionalismo etnico, che è variante di etnonazionalismo, può essere indicato come nazionalismo völkisch. Völkisch è un appellativo tedesco che può essere tradotto tanto come etnico quanto come etnicista e serve a distinguere il vero e proprio nazionalismo dal patriottismo di cartapesta all'italiana e dallo pseudo-nazionalismo civico alla catalana, entrambi ovviamente pagliacciate. Il lombardesimo invece è vero e proprio patriottismo, schietto, genuino, salutare, e proprio per questo può essere definito etnonazionalismo o nazionalismo etnico, ma anche nazionalismo völkisch, perché davvero pone enfasi sul dato etnico ed etnicista e ovviamente è una forma identitaria, ideologica e dottrinaria di patriottismo che si costruisce su questo dato etnico e anche ovviamente etno-razziale che può essere identificato come völkisch. L'etnia, insomma, è il dato fondamentale su cui si edifica una nazione e di conseguenza un nazionalismo che si ispira logicamente alla vera patria, una vera patria che nel nostro caso risponde per l'appunto alla Lombardia storica o Grande Lombardia, e dunque abbiamo un vero e proprio nazionalismo che non esalta uno stato apparato, bensì una nazione storica, una nazione plurimillenaria e plurisecolare che si chiama Grande Lombardia. Insomma, l'appellativo völkisch, etnico o etnicista, serve per far capire appieno come una vera e propria nazione, un organismo vivo, vitale e vivido, deve per forza di cose basarsi sull'etnia, che non è solo un dato culturale, linguistico, folclorico, tradizionale, ma anche biologico e quindi sangue, suolo e spirito. Proprio per questo l'etnonazionalismo völkisch, il nazionalismo etnico, si edifica sul dato di sangue, di suolo e di spirito per prendere le distanze da tutte le cialtronerie e le pagliacciate che poco hanno a che vedere con le vere e proprie nazioni storiche, come la stessa Grande Lombardia. Il lombardesimo dunque può essere tranquillamente definito völkisch perché contempla l'etnicismo e ovviamente il razzialismo. Il lombardesimo non si basa su entità politiche, non si basa su miseri apparati burocratici, ma si basa per l'appunto su un concetto vivo e guizzante di nazione che ovviamente si innerva a quello che può essere considerato come elemento etnico, culturale, linguistico, financo, biologico di popolo lombardo, di comunità gran lombarda. Insomma, abbiamo parlato precedentemente del razzialismo che logicamente ci parla di quella che è la grande realtà razziale delle varie popolazioni del globo. Ora, parlando di etnicismo, capite bene che abbiamo l'occasione di definire al meglio e di approfondire l'ottica del lombardesimo che si coniuga alla perfezione con la realtà etnoculturale, dunque anche biologica, dei Lombardi in un senso etnico, etnolinguistico o etnoculturale e storico. Grazie all'etnicismo e dunque grazie all'ottica völkisch che è fondamentale nell'economia del lombardesimo, abbiamo la possibilità di sgombrare il campo da ogni equivoco, di liquidare tutte le banalizzazioni, le semplificazioni e ciò che inquina il dibattito identitario, e dunque abbiamo la possibilità di definire al meglio quella che è la visione del mondo basilare, vitale e fondamentale del lombardesimo, grazie all'evidenza della sacrale triade di sangue, suolo e spirito, che dopo tutto sta alla base della stessa visione völkisch, perché il concetto di etnia, lo abbiamo già detto, non è soltanto la cultura, non è soltanto la lingua, gli usi e costumi, le tradizioni o il folklore, è anche una questione di sangue, dunque una questione antropologica, una questione genetica, poiché è evidente che quando abbiamo a che fare con un popolo, un'etnia, una nazione, dobbiamo certamente prendere in considerazione anche quello che è il sangue, che non è un misero fluido biologico, bensì è il mezzo vitale che trasporta non soltanto geni ed eredità,
ma costituisce anche la solida base identitaria, per l'appunto in un senso biologico, di un popolo che a sua volta si fa etnia e dunque nazione, e questo è proprio il caso della Grande Lombardia o Lombardia storica, che rappresenta tutte le contrade e tutte le genti della Padania. La Padania, d'altronde, è uno spazio vitale che racchiude questa nazione storica, e parlando di lombardesimo è giocoforza marcare una distanza netta nei confronti dei patriottismi di cartapesta all'italiana, alla francese, alla spagnola, alla tedesca, alla britannica e via dicendo, e poi, si capisce, marcare una distanza netta nei confronti di quegli storici indipendentismi europei, spesso e volentieri sposati alle cause progressiste, che ci parlano sì di vere entità nazionali, la Catalogna, la Scozia, i Paesi Baschi, ma che hanno inevitabilmente una visuale, in quanto progressista, isterilita, per così dire, da posizioni civiche, cioè inclusive, appunto antifasciste, liberal, woke, diremmo oggi, e quindi non stiamo parlando di un vero e proprio punto di vista etnonazionalista e völkisch, che invece si concretizza appieno in quella che è la visuale del lombardesimo. D'altra parte, come detto nel precedente video, noi si prende in considerazione il razzialismo, e ampliando la visuale in un'ottica che è ovviamente etnoculturale abbiamo l'etnicismo, che ci parla di un'etnia lombarda o gruppo etnoculturale lombardo, e poi di un popolo gran lombardo che si fa naturalmente nazione prima di avere un vero e proprio etnostato. Lo diciamo sempre, d'altronde è la nazione che legittima lo Stato, non viceversa, e quindi abbiamo un'Italia che è soltanto uno Stato, e dall'altra parte abbiamo invece una Lombardia che, pur non avendo uno Stato, è una vera e propria nazione. Ricordiamo comunque sia che una nazione italiana o italica certamente esiste, coincide con la penisola vera e propria, dunque con l'attuale centro-sud, e logicamente è un qualcosa di ben distinto nei confronti dello Stato italiano, inteso tanto come vecchio regno d'Italia, e ovviamente anche per quanto concerne la vera e propria Repubblica Italiana attuale, che in entrambi i casi sono soltanto baracconi statuali che di nazionale logicamente non hanno nulla. Ma il patriottismo di cartapesta all'italiana è costruito sulla falsariga di quello francese, tanto di avere una versione slavata della bandiera stessa che rappresenta l'attuale Repubblica francese, il tricolore, e chiaramente il patriottismo di cartapesta all'italiana è simile a quello tedesco contemporaneo, a quello belga, a quello romeno contemporaneo, oppure a quello che riguarda la Spagna o il Regno Unito. Stiamo parlando non di nazioni, ma di baracconi statuali, di gabbie che imprigionano popoli disparati che non hanno alcun collante genuinamente etnico, e questo si capisce perfettamente nel novero della Repubblica Italiana, che, sapete bene, tiene in cattività popolazioni disparate che hanno una profonda differenza da un punto di vista genetico, antropologico e dunque etnico, che chiaramente vanno a imporre una questione genuinamente identitaria che condanna e inchioda alle proprie responsabilità un'entità statuale che di etnico e di nazionale non ha proprio alcunché. D'altra parte, l'indipendentismo promosso dal lombardesimo non è separatismo, non è secessionismo, ma è indipendentismo, lotta per l'autoaffermazione, perché non si tratta di staccare la parte settentrionale della nazione italiana, si tratta di lottare per l'autodeterminazione, l'autoaffermazione di una nazione ben distinta dall'Italia vera e propria, poiché la Grande Lombardia non è il nord di alcunché. Quindi capite bene come già il vecchio leghismo abbia fatto soltanto confusione parlando di secessione, di separatismo, di secessionismo, perché la Grande Lombardia, intesa come nazione racchiusa dallo spazio vitale padano-alpino, non è Italia, come non lo è ad esempio la Sardegna, e dunque la lotta del lombardesimo, che a suo modo rappresenta una vera e propria rivoluzione, è una lotta naturalmente democratica, civile e diplomatica, volta alla libertà di una nazione storica che è ben distinta dall'Italia etnica
vera e propria. Insomma, il lombardesimo contempla l'ottica razzialista, lo abbiamo visto, che non è razzismo, e quindi contempla anche l'ottica etnicista, völkisch, che nobilita il vero e proprio nazionalismo, nobilita il vero e proprio patriottismo e quindi pone le basi per uno schietto, genuino, franco e sincero comunitarismo che è lo zoccolo duro dell'identitarismo gran lombardo e che oggi è davvero vitale e fondamentale nell'economia dell'autoaffermazione cisalpina. Salut Lombardia!